è stato convalidato l'arresto, quindi vuol dire che la procura ha chiaramente diciamo, deciso che l'operato delle forze di polizia, della Polizia di Stato in questo momento, è stato ovviamente rispondente a quello che è previsto dalla legge. Noi da tempo chiediamo la pistola elettrica, di impulsi elettrici e taser. Il governo non ce la sta dando, ovviamente è stato rifatto un bando per acquistare queste pistole elettriche e noi siamo costretti quotidianamente ad intervenire a mani nude. Ecco, allora, se usiamo lo sfollagente non si può usare perché quello non si può. Se prendiamo la persona per afferrarla e bloccarla che si stava dando la fuga, allora scandalo anche su questo. Se il collega venisse ovviamente punito a livello disciplinare internamente, ci verrebbe proprio voglia di dire che sarebbe bene a questo punto fare lo sciopero bianco, chiaramente, perché a questo punto sciopero bianco e che vengano i politici sulla strada con le volanti a rendersi conto di cosa accade per strada ogni giorno. E al fianco della polizia si schiera anche l'amministrazione comunale di Vicenza. Per quanto riguarda l'amministrazione, naturalmente è dalla parte degli agenti di polizia e delle forze dell'ordine, va però ricostruita bene la vicenda e crediamo che la convalida dell'arresto dimostri anche insomma, qualche problemino ci sia stato. Evidentemente da questo punto di vista è giusto che la questura faccia una verifica interna per vedere se ci sono stati degli atti che hanno superato il limite della tolleranza dal punto di vista del comportamento della gente